La sala consiliare del Palazzo Comunale di Sora ha ospitato sabato 3 dicembre la conferenza stampa di presentazione di Sora Città del Natale 2022. Tanti gli appuntamenti in programma che dall'8 dicembre al 6 gennaio animeranno la città volsca. Presepi, gastronomia, teatro, musica, shopping, solidarietà e tanto altro ancora regaleranno a cittadini e turisti un magico Natale. Sora Città del Natale, una manifestazione su cui questa amministrazione ha puntato tantissimo sin dal primo anno, quindi oggi ci troviamo alla seconda edizione, una seconda edizione che avrà tantissime novità, tantissime sorprese, perché il Natale, a mio avviso, è condivisione di affetto, condivisione di amore, è un momento davvero per stare insieme, per far sì che questa città torni ad essere un punto di riferimento per tutta, non solo la provincia di Frosinone, anche nella regione Lazio, perché davvero quest'anno abbiamo lavorato in maniera tale che questa città diventasse magica, e quindi ci sono novità come delle luminarie bellissime a basso consumo energetico, perché abbiamo voluto rispettare anche quelle che sono le normative in tal senso, e quindi abbiamo dei temporizzatori che serviranno appunto per diminuire le fasce orarie appunto dell'accensione delle luminarie. E poi con queste luminarie bellissime a terra a 24 volte, quindi a basso consumo energetico, si pedonalizzerà per la prima volta via Cittadella, che sarà l'ingresso al centro storico per la strada dei Presepi di Canceglie, quindi curato dall'Associazione Sora Antica. Avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, quindi un bellissimo ice park con delle casette di Natale con dei prodotti enogastronomici, e poi una novità dell'ultima ora è sicuramente che in piazza Santa Restituta ci saranno dei videoproiettori che andranno ad abbellire tutto ciò che è la nostra patrona, piazza Santa Restituta, con la chiesa che avrà una videomappatura particolare che vi invito a vedere, e sono convinto che Sora in questo periodo sarà veramente un punto di riferimento per tante famiglie, per tanti bambini, e io vi invito all'inaugurazione, perché Sora è città del Natale. Un ricco calendario di eventi che vede il coinvolgimento di oltre 60 associazioni. Sora Città del Natale vuole essere un punto di riferimento per l'intero territorio limitrofo, un centro di attrazione per grandi e piccini. La conferenza stampa di questa mattina è più che altro un incontro tra tutte le persone che stanno lavorando per il Natale, e vedrete davvero tantissima partecipazione. C'è sicuramente l'amministrazione comunale, gli uffici, ma ci sono tantissime associazioni che stanno collaborando con noi, anche singoli cittadini, abbiamo anche le parrocchie, abbiamo le scuole, insomma davvero un grandissimo gioco di squadra, ed è questo che sta trasformando in questi giorni la nostra città, che sta diventando più bella, più accogliente, anche un po' più luminosa. Si stanno animando i presepi nella nostra zona antica a Canceglie, per cui è quasi tutto pronto, ed oggi vogliamo mettere insieme tutta la nostra esperienza di preparazione e di presentazione, sia ai sorani ma anche a tutte le altre persone che vorranno venire a scoprire le bellezze della nostra città. Oggi presentiamo Sora Città del Natale, e per me è un onore, dopo aver fatto il primo incontro con le tante scuole del nostro territorio, aver ricevuto da loro un'ottima risposta. Quindi per questo io ringrazio le tante scuole, i tanti istituti che hanno partecipato. Abbiamo lanciato un tema, il tema del green, visto il momento storico che stiamo attraversando, e quindi ci tenevamo come amministrazione a sensibilizzare ancora di più i nostri giovani, per loro, per un futuro migliore.